Seduta di Consiglio Comunale questa sera a Sestri Levante per parlare dei danni della mareggiata. Sul tavolo il tema dei fondi per la diga di Portobello. Abbiamo già stanziato 150.000 euro, dice il sindaco. Si sono persi 10 anni, replica l'opposizione. Adottato il piano triennale delle opere pubbliche a Lavagna, tra le priorità di spesa la sistemazione dei torrenti e gli interventi sulle scuole. Il Papa ha concluso il ciclo di catechesi sui comandamenti. Tutto il percorso fatto dal Decalogo non avrebbe alcuna utilità, ha detto, se non arrivasse a toccare il cuore dell'uomo aprendolo a Dio. Oggi festa della presentazione di Maria al Tempio, stamani la messa del Vescovo dalle suore della presentazione di Sestri Levante. La famiglia religiosa oggi ricorda i 70 anni di professione di Suor Benedetta Bagnone. Pallanuoto, sabato si gioca la prima di campionato di Serie A2 maschile. Lavagna 90 impegnato in trasferta con il Sori. La squadra ringiovanita sta affinando la preparazione tecnica. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Seduta di Consiglio Comunale questa sera a Sestri Levante incentrata sui danni causati dalla mareggiata di fine ottobre. L'Assemblea si riunirà alle 19:30. Due in particolare le mozioni iscritte dai consiglieri di minoranza all'ordine del giorno. La prima impegna il sindaco e la giunta ad attuare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei danni. La seconda a provvedere al più presto alla ricostruzione della diga di Portobello. Uno stanziamento di fondi per riprogettare e ricostruire la diga di Portobello. Lo chiederà questa sera la minoranza di Sestri Levante nel Consiglio chiesto appositamente per discutere dei danni della mareggiata. Daremo il nostro contributo per la ricerca dei fondi, che siano regionali o nazionali, vedremo quale sarà la strada. Potrebbe esserci anche, visto che ci sono dei pescatori che hanno degli ormeggi, non so se c'è una strada per prendere i soldi del FEAMP, si potrebbe provare anche quella. Il sindaco spiega che la questione fondi è delicata e il provvedimento di protezione civile non ha tenuto conto della richiesta di trattenere parte dell'IMU e ha escluso le opere di difesa mare. Siamo in attesa di un secondo provvedimento che il governo dovrebbe emanare specifico per le regioni che sono state colpite nelle difese a mare. Ovviamente occorre capire come si evolverà questa partita prima di reperire tutte le risorse utili per poter intervenire completamente. Intanto, aggiunge la Ghio, 150.000 euro sono già stati spostati sulla diga di Portobello, mentre servirà l'aiuto degli enti superiori per ottenere i fondi necessari a coprire tutti i danni. Sulla questione però Benedetti replica che il problema si sta trascinando da diverso tempo. Nel 2009 mi sembra che un circolo, qua il Circolo Portobello, si era riunito con gli assessori che gli avevano garantito di cercare i fondi regionali. Sono passati quasi 10 anni, non è stata messa una pietra sulla diga. Il Consiglio Comunale sarà anche l'occasione per dibattere sulle soluzioni sulle quali ragionare per ripartire dopo la mareggiata di ottobre. Intanto il Comune ha già iniziato i primi interventi di somma urgenza, come il consolidamento della strada di Renà. Ora stiamo procedendo per riprofilare la riprofilatura del fronte mare, che appunto ha avuto proprio uno scollamento, una parte, l'ultima parte del fronte mare si è staccato, il mare l'ha staccato. Pensiamo creare una sorta di scogliera degradante che metta in sicurezza l'area e crei una protezione rispetto alle onde. E restiamo in tema perché, visti gli ingenti danni arrecati dalla mareggiata agli stabilimenti balneari sammargheritesi ma anche nel Golfo del Tigullio, il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha formulato alcune richieste specifiche. Procedure semplificate, proroga delle concessioni, fondo di garanzia regionale, campagna promozionale mediatica ad hoc e la candidatura del Monte di Portofino a patrimonio dell'umanità UNESCO. Le istanze saranno sottoposte al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e all'assessore al demanio della Regione Liguria Marco Scaiola. La riapertura della strada per Paraggi e Portofino è certamente una priorità e infatti è un intervento già partito, ha spiegato Donadoni. Contestualmente però non dobbiamo distogliere l'attenzione dalle emergenze per Santa Margherita Ligure, il ripristino del porto, le opere a difesa del depuratore e i danni subiti dai privati. 4 diversi interventi per mitigare il rischio idraulico verranno portati avanti nei prossimi anni a Lavagna, insieme alla sistemazione degli impianti delle scuole cittadine. La commissione straordinaria che amministra il Comune ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche. Sentiamo.
Nel programma triennale delle opere pubbliche di Lavagna, adottato dalla commissione che amministra il comune, c'è una particolare attenzione destinata all'ambiente. Rischio idrogeologico, torrenti e zona costiera sono fra le priorità di spesa per il 2019. C'è la messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella, crollato nell'alluvione del 2014. Completate le indagini geologiche, ora si passa alla progettazione e alla gara d'appalto. L'intervento è spalmato sui 3 anni, dal 2019 al 2021, e comporta una spesa di 650.000 euro. Ma c'è anche la messa in sicurezza dei torrenti che solcano il territorio comunale. Il Rezza, per cui verrà avviato il secondo lotto di interventi per un importo di 2 milioni di euro, il Barassi, su cui verrà redatto il progetto definitivo che consentirà anche la messa in sicurezza di Caviborgo, e il Fravega, dove negli anni scorsi è già stata sistemata la copertura e sul quale ora si prevede di spendere altri 2 milioni di euro. Poco meno di 2 milioni di euro fra il 2019 e il 2020 è la previsione di spesa per la sistemazione del litorale. Attenzione anche agli edifici pubblici. In particolare continua l'opera capillare di adeguamento degli impianti delle scuole cittadine. Nel corso del 2019 verranno impiegati 300.000 euro per l'adeguamento dell'impianto antincendio della scuola media Dognocchi, un intervento che si inserisce nel più ampio quadro della sistemazione degli impianti che sta interessando la materna di Corso Colombo, la Vassalle di Cavi, l'elementare Riboli e appunto la media Dognocchi. In previsione per il prossimo anno altri 200.000 euro di spesa per gli impianti degli altri edifici pubblici comunali. Ancora in attesa del nulla osta da parte della Regione viene confermata la realizzazione della rotatoria all'uscita del casello A12 di Via Moggia. Qui la spesa di 380.000 euro verrà in parte coperta da un finanziamento regionale. La statale 586 della Val d'Aveto è piena di buche, occorre ripartire subito con i lavori. È la situazione denunciata dal consigliere regionale della Lega Nord Vittorio Mazza. L'arteria è stata affidata ad ANAS, ma i lavori, spiega, non sono ancora completati. Prosegue Mazza, ormai è quasi arrivata la stagione invernale con le conseguenti probabili precipitazioni nevose che renderanno impossibile ultimare l'asfaltatura del tratto tra Rezzoaglio e Carasco durante i mesi più rigidi dell'anno. Dopo essere iniziati, i lavori sono improvvisamente interrotti. Per chiarire il tema, il consigliere ha depositato un'interrogazione. E la neve in effetti ha già fatto capolino sulle alture della Val d'Aveto. Nelle ultime ore stiamo assistendo tuttavia ad un graduale aumento delle temperature anche sulle cime più alte. In Val d'Aveto il termometro si aggira attorno allo zero e il sottile manto nevoso che si era posato sulle vette si sta in alcuni punti dissolvendo. Al Monte Bue questa mattina si registravano 0,1 gradi, meno 0,1 al Prato della Cipolla, a Rocca d'Aveto 2 gradi, a Rezzoaglio 0,4. Ancora per la giornata di oggi si segnalano possibili precipitazioni nevose a quote superiori agli 800 metri, più asciutto a levante. Nel corso della giornata ci saranno progressive schiarite. Da domani venti di tramontana in indebolimento e temperature in risalita. La pagina ecclesiale: questa mattina Papa Francesco, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, ha concluso il ciclo di catechesi sui comandamenti, affrontando l'ultimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Il compito della legge biblica, ha spiegato il Papa, non è quello di portare ad illudersi che un'obbedienza letterale porti alla salvezza. Il suo compito è portare l'uomo alla sua povertà, che diventa apertura del cuore alla relazione con Dio. Coloro che hanno sperimentato la misericordia di Dio sanno poi avere compassione e misericordia con gli altri. La riflessione di Francesco è partita proprio dall'ultimo comandamento per sottolineare che queste non sono solo le ultime parole del testo, ma il compimento del viaggio attraverso il Decalogo. La radice comune dei peccati, ha spiegato il Papa, sono proprio i desideri malvagi, e così si finisce nella trasgressione che ferisce se stessi e gli altri. Francesco ha quindi elencato ad uno i peccati. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Comprendiamo quindi che tutto il percorso fatto dal Decalogo
non avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a toccare questo livello, il cuore dell'uomo, da dove nascono tutte queste cose brutte. Il Decalogo si mostra lucido, si mostra profondo su questo aspetto. Il punto di arrivo, l'ultimo comandamento, e l'ultimo arrivo di questo viaggio è il cuore. E se il cuore non è liberato, il resto serve a poco. Questa è la sfida, liberare il cuore di tutte queste cose malvagie e brutte. Oggi la Chiesa fa memoria della festa della presentazione della Beata Vergine al Tempio. In questa occasione, questa mattina, il Vescovo ha celebrato la messa dalle suore della presentazione di Sestri Levante. Nell'omelia Monsignor Tanasini è invitato a vivere come Maria con il gioioso obiettivo di compiere la volontà di Dio. Maria ha dedicato la sua vita a compiere la volontà del Padre. È il cuore della festa della presentazione della Vergine al Tempio, sottolineato dal Vescovo nella messa presieduta stamani all'Istituto di Via dell'Educandato. Una dedizione totale a Dio, ha spiegato, che oggi gli uomini sono chiamati ad imitare. Da una parte l'impegno a seguire la volontà del Signore, che è sempre per il bene assoluto, dall'altra pensare alla propria vita come una vocazione. Pensiamo normalmente alla vocazione a uno stato di vita particolare. La vocazione al sacerdozio, la vocazione alla vita consacrata. No, noi dobbiamo invece pensare che la vita di tutti noi è rispondere a Dio che ci chiama a vivere l'amore secondo il suo progetto. È vocazione ogni impostazione di vita. Vivere la vocazione vuol dire fare in modo che la nostra vita non sia semplicemente organizzata o progettata da noi, ma in un dialogo continuo con il Padre che sta nei cieli. Provate a fare in modo che la vostra vita diventi un dialogo con il Signore. Durante la celebrazione il pensiero è andato a Suor Giuditta Perdighe, scomparsa pochi giorni fa, e alla 93enne Suor Benedetta Bagnone, che proprio oggi festeggia 70 anni di professione religiosa. Tante persone hanno assistito alla messa, segno di affetto verso le suore della presentazione. Oggi è un'attività, quella educativa, che prosegue. Educativa che prosegue, abbiamo il micronido, la sezione primavera e la scuola materna. Siamo contenti perché abbiamo abbastanza bambini. La gente di Sestri Levante vi vuole bene? Almeno penso di sì. Prima eravamo maestre pie e ci chiamano ancora gli anziani le maestre pie. Poi dopo il Concilio Vaticano II hanno pensato bene di mettere suore della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Si terrà domani a Vienna l'evento organizzato nella sede dell'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, per la promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico delle regioni italiane. Parteciperanno anche alcuni rappresentanti della Regione Liguria che offriranno agli ambasciatori di alcuni paesi europei ed extraeuropei la possibilità di degustare diversi piatti tipici della nostra regione, abbinati ad altrettanti vini. Durante la manifestazione si terrà una dimostrazione di pesca al mortaio a cura dell'associazione Palatifini che ogni anno organizza il campionato mondiale. Il concorso Miele nei parchi della Liguria si conclude domenica prossima con la cerimonia di premiazione a partire dalle 9 nella sala comunale del municipio Anè. Questa edizione vede il Parco dell'Aveto come capofila per la terza volta in pochi anni. Le selezioni al concorso si sono svolte a partire dalla fine di giugno con l'invito a partecipare agli oltre 430 apicoltori operanti nelle aree protette liguri. 92 gli apicoltori che hanno risposto affermativamente, portando ben 208 campioni di miele. In occasione della premiazione si terrà il convegno 2018 In che mondo vivono le api? Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport.
Avvenire titola ONG Nuova Tenaglia, Catania inchiesta su Medici Senza Frontiere per i rifiuti delle navi sequestrate all'Aquarius, la replica delle ONG è assurdo. Stati Uniti, giudice intima alla Casa Bianca, i profughi vanno accolti. E poi c'è un evento a Venezia, Laguna Rossa per Asia Bibi, il mondo l'aspetta coi suoi. I mercati mordono, per il governo primo KO in aula e oggi la bocciatura dell'Unione Europea, tensione nella maggioranza. Già grandi manovre nella minoranza, Berlusconi torna in campo. E poi il clan dei Casamonica a Roma, via l'abbattimento di 8 ville abusive e beni confiscati oltre 14.000 in un portale. E all'interno di Avvenire, ONG l'ultima accusa è quella di rifiuti pericolosi, sequestrata l'Aquarius, la procura di Catania, i vestiti dei migranti erano infetti. Secondo il GIP il meccanismo messo in piedi si avvaleva di un'artificiosa comunicazione documentale sulla declassificazione a semplici stracci appunto dei vestiti dei migranti. Andiamo invece al secolo XIX che titola Ponte, Bucci accelera, sceglierò il progetto in una settimana, via la demolizione della pila 9, appello di Furlan della CISL, aiutare le imprese. E intanto Bono candida Fincantieri, per Genova pronti a costruire 2 viadotti, procedura antimafia semplificata, la firma del Viminale arriva subito e anche Toti è scettico però sull'ipotesi della Gronda Bassa, cioè del ponte bis sopra il Polcevera. Orario delle ferrovie, la Liguria protesta, il treno veloce salta a Roma Termini e si ferma invece a Roma Tiburtina. Anticorruzione, governo sconfitto alla Camera, la Lega segnale ai grillini. Raggio, Maurizio Raggio dice: i gioielli spariti so tutto ma non li avrò, parla l'ex compagno della contessa Vaccagusta sempre per il processo sul ritrovamento del famoso tesoro nascosto. Così la tempesta ha sconvolto i fondali del Mar Ligure, si parla ancora dei danni del maltempo. Allora andiamo nel Levante, tempi certi per la ricostruzione del Porto Carlo Riva e per gli indennizi, confronto costruttivo con il privato ma ferma richiesta di garanzie sul progetto, la tempistica e le risorse disponibili, queste le determinazioni del Consiglio Comunale di Rapallo. Il concessionario paga 36.000 euro di canone all'anno e va tutto a Stato e Regione. Oltre all'IMU teniamo anche un anno di IRAP, la proposta dell'assessore al bilancio Ferrara. E andiamo invece nell'entroterra, lo SPRAR di Cogorno slitta a gennaio 2019, i migranti nel Tigullio, questioni contabili, rinvio di un mese per l'accoglienza a San Salvatore, il consigliere Garibaldi dice non è un ripensamento. Il Borgo di Camogli propone un fine settimana in clima natalizio sabato e domenica prossimi. Il Castel Dragone, suggestiva fortezza difensiva che dal centro del borgo si arrampica sulle rocce a picco sul mare, ospita nuovamente Babbo Natale con lui le elfette che si muovono nel loro ambiente naturale. Boschi, grandi alberi secolari costellati dalle porticine magiche degli elfi, sentieri e casette piccolissime. Il visitatore, oltrepassando il portone di legno, sarà trasportato nella foresta di ghiaccio. Per i più piccoli la possibilità di attivare la grande macchina a ruota per spedire le letterine con timbri e grandi sacchi. Ogni giornata di apertura sarà possibile partecipare ai laboratori con nuove esperienze per stupirsi, giocare ed imparare. Ed ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Un saluto a tutti, andiamo a Lavagna perché sarà operativo da domani il nuovo sistema di accesso automatizzato con le sbarre nel parcheggio a pagamento di via Don Bobbio, siamo vicino all'ospedale di Lavagna. Sollecitata dalla commissione straordinaria, la società che gestisce la sosta a pagamento sul territorio comunale si è resa disponibile ad avviare la nuova regolamentazione che favorisce coloro che intendono accedere al nosocomio. In precedenza, non potendo prevedere a priori la durata della sosta, rischiavano di incorrere in una sanzione. Coloro che accedono al parcheggio ora dovranno ritirare un ticket e prima di uscire pagare l'importo dovuto. Le tariffe restano invariate, €1 per ogni ora o frazione di ora dalle 8 alle 19:30 dei soli giorni feriali. I pagamenti possono essere effettuati anche tramite il cellulare con l'applicazione My Cicero. È tutto, a te Cristina. Ora la pagina sportiva, parliamo di pallanuoto, si scaldano i motori in vista della partenza del campionato di Serie 2 maschile. La Vagna 90 si prepara ad affrontare la prima sfida che sarà sabato prossimo in trasferta a Sori. La squadra, che nelle settimane scorse ha affinato la preparazione con alcuni tornei, si presenta con un volto decisamente giovane. Come vediamo questo campionato? Alla 24 prossimo, sabato prossimo, inizieremo questa nuova avventura.
Il campionato di A2 è in partenza, noi ragazzi si sono preparati come tutti gli anni, comunque vedo entusiasmo, vedo la voglia di iniziare, perché dopo 3 mesi di preparazione evidentemente adesso è l'ora di cominciare. Gli stessi ragazzi devono crescere, però guardandoli negli occhi, sentendo il loro entusiasmo, vedendo la possibilità che possono avere di un campionato di A2 ad alto livello, credo che porteranno delle soddisfazioni e mi auguro di vedere sempre la piscina piena, di vedere sempre la piscina con tanta gente. Il campionato di A2 quest'anno secondo me sarà equilibratissimo, ne ho parlato anche con altri colleghi e tutti ci troviamo d'accordo nel non vedere un grosso distacco tra le varie squadre, e quindi sarà un campionato avvincente dove le motivazioni, la grinta, la voglia, la preparazione atletica faranno quella piccola differenza di quei 3-4 punti che poi potrebbero comportare salvezze, playoff, retrocessioni. Prima partita, subito sfida col Sori, un derby ligure, voi vi siete già incontrati, come vedi questo primo match? Ecco, iniziamo subito dalla prima partita con l'esito non scontato. Sori si è rinforzato, ha preso un ottimo straniero, ha preso Pesenti e quindi si presenta ai nastri del campionato quest'anno, ai nastri di partenza, con una squadra rinforzata che l'anno scorso si è salvata comunque, e quindi io li vedo come dei difficili avversari, soprattutto poi fuori casa, e come ripeto da sabato si fa sul serio. Parliamo ora di calcio. Oggi pomeriggio allo Stadio Comunale di Chiavari si disputerà il recupero del campionato di Lega Pro tra Virtus Entella ed Olbia, all'inizio alle ore 14:30. E calcio d'inizio domani alle 18 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova della 7ª edizione della Junior Team Cup, il torneo di calcio a 7 riservato ad Under 15 promosso da Lega Serie A, Team e Centro Sportivo Italiano. In campo scenderanno il Genoa, la Sampdoria ed alcuni dei ragazzi degli oratori genovesi. La Junior Team Cup ha scelto di ripartire da Genova per lanciare un segnale di vicinanza al capoluogo ligure dopo i tragici eventi dello scorso agosto. Vedete la notizia sul nostro sito, dove troverete tutte le notizie e anche i servizi andati in onda nel corso del telegiornale. Il nostro telegiornale torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.